Raga, buongiorno, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con la signorina bioammortizzata dopo quasi un mese che non la usavo, perché siamo al 19 di ottobre e l'ultima volta che l'ho usata è stata alla gara di Legnago, a parte i corsi che sto facendo, che vabbè, la usiamo sul campetto sportivo, quindi come non usarla. Stamattina mi sono svegliato, avevo voglia di uscire in mountain bike e ho detto vabbè, ho cambiato i pedali perché avevo sui flat e via. Essendo in off season sto facendo un po' ultimamente quello che mi va di fare, quindi poco, e la cosa più adrenalinica che sto facendo ultimamente sono i gradini a 2 quindi dai, vediamo di recuperare un po' di quello che ho perso, perché sicuramente anche in discesa ho perso un casino essendo un mese senza mountain bike, però non avevo più voglia di usarla, sto usando solo la bici da strada, quindi è stato già traumatico solo partire, perché questa qua in confronto alla bici da strada va metà. Tornando un attimo sul focus del giro, non so se voi avete un vostro posto preferito, un posto dove ci andate e questo posto vi mette serenità, pace, insomma siete nel vostro equilibrio. Io ce l'ho, si chiama Monte Verlaldo, è un posto stupendo secondo me, è proprio un prato in cima a una delle colline più alte della vallata, che mostra tutta la pianura sotto, insomma tutta la valle dell'Agno, e se c'è bel tempo e poca umidità anche i colli Ugani, quindi i Berici e dietro gli Ugani, molto bello. Il monte è esattamente quello lì davanti a noi, quindi c'è da galoppare bene per arrivarci. Eccola qui, si prende da qua, questa è una delle possibilità e si può prendere da più parti in realtà. Questa è la prima parte, è asfaltata e sì, è ripida ma si fa. La seconda parte diventa sterrata e quella è letale, è veramente dura. Comincia la parte sterrata, da qua è veramente molto più dura. Per i local questa è la salita di Faedo Campipiani, si chiama Campipiani ma l'unica correlazione con la parola piano in questa salita è la velocità con cui si va su, quindi ecco, è una salita da un buon quarto d'ora, credo, più o meno. Dovrebbero mancare 500 metri di dislivello, quindi sì, cioè è veramente tosta. Per fortuna che questa salita è all'ombra, perché sì, siamo al 20 ottobre praticamente, ma ci sono 26 gradi, ma in salita fa un caldo atroce, cioè ma veramente una roba brutta, sembra estate e siamo a 2 mesi da Natale. Pazzesco, pazzesco. E meglio che non arrivi il freddo, però dopo ti fa brutto tutto maggio, giugno, quindi sarebbe meglio il contrario, ecco. Raga, ma secondo voi le maledizioni esistono? Perché io sto cominciando a pensare di sì. Era un mese, come vi ho detto, che non prendevo la mountain bike e è successo questo. Non tanto bene, voglio dire. Adesso purtroppo mi ha un po' segato il giro, perché far sentieri con la ruota messa così non mi sembra molto una buona idea. Allora, il problema principale è che il raggio mi va in mezzo alla cassetta, ma io nel frattempo ho fatto questa cosa qui. Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Che secondo me non occorre neanche riparare il raggio, cioè è una cosa fatta in modo ingegneristico, cioè so che riparano la Stazione Spaziale Internazionale così, quindi vediamo dai. Tanto il problema è che è lì la cima, insomma, dove volevo andare, quindi fare 1 chilometro in più credo che cambi poco, ecco, quindi dai, ci proviamo. Nel frattempo la salita sterrata è finita e
Adesso è ricominciato l'asfalto ovviamente, e dai, dovrebbe mancare veramente poco, tipo 5-6 minuti. Raga, per il momento tutto ok, cioè più o meno. Sono un po' in ansia per gli altri raggi, ma sì, non dovrebbe esserci nessun problema, insomma. Ora ricomincia a salire, chiaramente le sconnessioni cerco di evitarle il più possibile, perché ok, magari tiene, però sicuramente bene alla ruota non fa girare con un raggio in meno. Ci siamo? Siamo in cima, quasi. Mancano questi ultimi 50 metri che sono i più duri. Potevamo mollare a 500 metri dalla vetta, è lì la chiesa di prima. No, decisamente no. Quindi lei non ci ha traditi, ci ha portati su, o meglio, noi abbiamo portato su lei, ma ne è valsa la pena. Veramente stupendo questo posto qui. Ah, e lui, non preoccupatevi, è andato un attimo in bagno, mi ha detto di avvisarvi che magari siete in pensiero, torna subito comunque. Ora prendo questa strada qui che mi porta giù a Cornedo e cerchiamo un buon samaritano che mi cambia il raggio, insomma, perché meno strada faccio e più contento sono. Quindi cerchiamo, speriamo che ci sia un negozio aperto. È diventato un video di corsa questo, posso dirvi? Vi confermo, come vi ho detto prima, che secondo me le maledizioni esistono. Ho bucato 1, 2 e 3 volte, micidiale, 3 forature più un raggio, cioè spettacolo. Oggi veramente ho fatto all-in, adesso mi faccio venire a prendere. Purtroppo il video finisce qua, come immaginate, perché il fast ha chiuso 2 buchi, il terzo no, e posso farci poco. Adesso sto aspettando che il silicone chiuda ancora un po' e dopo, insomma, provo a salirci sopra, perché è anche bassa di pressione adesso. Quindi dai, vabbè. Peccato però, perché il giro era bello, era un mese che non salivo in mountain e peccato. Qua nel frattempo c'è un bel sole. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, a me non è molto piaciuto farlo sinceramente, però dai, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.